Amici di Calcio Napoli 24, rieccoci nel nostro viaggio per quanto riguarda tutte le strade, i vicoli e i quartieri della nostra città che si apprestano a festeggiare lo scudetto del Napoli 2023. Qui siamo nel Palonetto di Santa Lucia, zona sempre molto popolare e caratteristica della nostra città, e vedete già le prime bandiere, i primi striscioni, questa inferriata che è stata dipinta di bianco-azzurro, altre bandiere con lo scudetto numero 3 e le scritte Forza Napoli, ma in questa piazzetta di Vico Solitaria c'è questo bellissimo murales con questo giardinetto con delle piccole macchinine azzurre, i tre scudetti, vedete Diego Armando Maradona affacciato alla finestra, lo scudetto numero 1, lo scudetto numero 2 e poi lo scudetto numero 3, ben più grande degli altri, che fuoriesce dal Vesuvio che erutta insieme allo scudetto e al simbolo del Napoli. Poi la scritta "Io non mi vendo, io sono napoletano", frase storica di Diego Armando Maradona. Poi la scritta 1926, vedete i dettagli del murales, molto molto bello, molto caratteristico. E qui queste macchinine azzurre con la N del Napoli, la scala anche è stata dipinta di bianco e azzurro, qui un ulteriore zoom sullo scudetto, sul logo del Napoli con la corona di re, e poi anche questo striscione Napoli campione d'Italia, il sogno si è avverato con lo scudetto numero 3, qui un po' di cartonati piccoli dei giocatori azzurri, poi altri striscioni molto caratteristici anche questi, e quindi qua dicevamo questo striscione, altri paletti eccetera dipinti d'azzurro. E qui invece adesso scendiamo sempre dal palonetto di Santa Lucia per recarci poi proprio a Santa Lucia, però anche qui la situazione è davvero piena di festoni, striscioni e non solo.